Si è presentato alla squadra mobile della questura di Agrigento su consiglio dei suoi avvocati di fiducia Alfonso Neri e Salvatore Pennica e James Burgio, empedoclino di 26 anni, ritenuto l'autore del presunto mancato omicidio di Angelo Marino, pescatore di 30 anni, anche lui di Porto Empedocle, raggiunto alla gamba da un colpo di pistola sabato scorso al porto della città marinara mentre rientrava sulla barca di Riccardo Volpe. James Burgio è stato arrestato, i poliziotti gli hanno contestato un duplice tentato omicidio, il porto abusivo di un'arma e lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Così, dopo le formalità di rito, il 26enne pluripregiudicato è stato trasferito alla casa circondariale di Contrada Petrusa. Ma andiamo con ordine per ricostruire quanto decifrato fino ad oggi dagli inquirenti, considerando che al momento questa vicenda ha dato il via ad altre indagini relative a storie che si intrecciano e collegherebbero Porto Empedocle a Favara, ma anche Albergio e persino alla morte di un altro empedoclino. Ma questa è un'altra storia. Oggi, secondo l'accusa rappresentata dalla Procura della Repubblica di Agrigento a firma del PM Elena Marino e controfirmata dal procuratore Luigi Patronaggio, che si è basata sulle indagini dei poliziotti della squadra mobile in collaborazione con il commissariato frontiera di Porto Empedocle ed anche la sezione volanti, James Burgio sabato pomeriggio avrebbe prima avuto sul peschereccio una discussione per futili motivi con il pescatore Angelo Marino. Un alterco seguito da una minaccia che Burgio avrebbe fatto a Marino. Ma tu chi sei? Tu con me non devi sbagliare, adesso me ne vado, ma ci vediamo a terra. Burgio avrebbe dunque atteso, stando sempre all'accusa, che il peschereccio rientrasse al molo e avrebbe sparato un colpo di pistola che ha raggiunto Angelo Marino ad una gamba. Ma James Burgio è indiziato anche del tentato omicidio contro l'armatore del peschereccio Riccardo Volpe, 27enne residente a Realmonte. Stando all'accusa pare che il 26enne empedoclino Burgio avrebbe impugnato l'arma anche contro l'armatore cercando di sparargli. Ma i colpi non sono partiti perché la pistola si sarebbe inceppata per ben 2 volte. Dopo il duplice tentato omicidio, il 26enne James Burgio si è allontanato riuscendo a far perdere le proprie tracce. A confermare la ricostruzione, per quanto aveva potuto sentire, anche Gaetano Volpe, padre di Riccardo, già sottoposto a processo con una richiesta di condanna a 10 anni e vecchia conoscenza di James Burgio. I due si erano infatti incontrati nel loro tempo passato in carcere.